Camera ardente alla cittadella regionale per la governatrice Jole Santelli, picchetto d'onore, fiori e tanta commozione. Dalla Puglia è arrivato anche il governatore emiliano. Numeri in crescita in tutta la Calabria, diversi focolai attivi. Nel Cosentino si registrano nelle ultime ore 32 nuovi positivi, 17 dalla sola presila cosentina. 5 studenti positivi all'Unical, individuati grazie alla Smart Campus app sviluppata dagli spin-off dell'Università dell'Ateneo. La Guardia di Finanza di Messina intercetta un carico di 20 kg di cocaina nel bagagliaio di un'auto proveniente dalla Calabria. Il blitz agli imbarcaderi, arrestato il corriere. Finiscono in parità le sfide di oggi pomeriggio fra Cosenza e Reggina. I lupi frenano la corsa della capolista Cittadella, mentre la Reggina si fa raggiungere nei minuti finali dalla Virtus Entella. Buonasera da Anna Franchino e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli. In apertura parliamo dell'omaggio dei sindaci e delle istituzioni alla governatrice Jole Santelli. La Camera ardente è stata allestita alla cittadella regionale in tanti proprio per l'ultimo saluto e per anche i presidenti, ex presidenti della regione e compagni di viaggio, ma non solo. Dalla Puglia è arrivato anche il governatore emiliano. In tanti personalità istituzionali, ma anche semplici cittadini, hanno voluto rendere omaggio a Jole Santelli, raggiungendo la cittadella regionale di Germaneto di Catanzaro, dove in piazza San Francesco di Paola è stata allestita all'aperto la Camera ardente. Accanto alla bara le sorelle della Presidente, Paola e Roberta, e poi assessori e consiglieri regionali. A fare da cornice al feretro un picchetto d'onore in alta uniforme dei carabinieri, i gonfaloni del Consiglio regionale, delle 5 province della Calabria e della città metropolitana di Reggio Calabria. Ma anche la Campania ha voluto inviare il proprio stendardo. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha voluto di persona rendere omaggio alla salma di Jole Santelli e ha affermato: «Non l'ho mai percepita come un avversario politico, ma come un'alleata, e il Sud va governato così». Centinaia di sindaci provenienti da ogni angolo della regione hanno anche loro voluto dare un ultimo saluto, così come alcuni ex presidenti come Mario Oliverio, Guido Rodio e Donato Veraldi. In fila, insieme a tanta altra gente, si sono soffermati davanti alla salma per alcuni attimi. Nel pomeriggio la benedizione del presidente della Conferenza Episcopale Calabra e arcivescovo di Catanzaro Squillace, Monsignor Vincenzo Bertolone, a chiudere questa mesta giornata. Il feretro riposerà nel cimitero di Malito, paese di origine della Presidente Santelli. È giunta nel palazzo della politica calabrese, lo stesso che ha frequentato per una manciata di mesi e che avrebbe dovuto essere il suo fortino per difendere la sua regione. Da quassù, al 10° piano, ha assunto decisioni forti, decise, importanti, che hanno ridato centralità alla Calabria, al di là delle polemiche e delle prese di posizione che in questa terra litigiosa e carica di veleno non mancano mai. Stamattina è qui per l'ultima volta. È qui per lanciare il suo messaggio ai calabresi. Vogliate bene a questa regione, difendetela. Non siate i peggiori nemici, non offrite il fianco ai detrattori, che sono già numerosi e ben attrezzati. È qui perché i suoi colleghi, amici e avversari, quelli che hanno voluto che lei sedesse sullo scranno più alto e nobile di questa terra e quelli che hanno seminato il suo breve tragitto di infime trappole, perché la politica è così. La forza di Jole è tutta nei suoi menefrego, distribuiti senza distinzione, nel suo credo di amministratrice sui generis, lontana e distante dalle beghe di paese che hanno condizionato la vita politica della regione non solo degli ultimi anni. Un presidente diverso, impossibile da prevedere, che ha spiazzato tutti, amici compresi. Jole era così, sorrisi, pianti e urli. E durante i funerali facciamo un piccolo passo indietro. Di ieri a Cosenza non è passata inosservata la commozione del Premier Conte. Anche il Vescovo Nolè nella sua
omelia ha delineato la figura della Presidente Santelli, poi fuori protocollo il monito del presule rivolto proprio alla politica. È stato un gran bel gesto quello del Premier Conte che in transito da Bruxelles è venuto a rendere omaggio a Iole Santelli. La commozione che traspariva dai suoi occhi non è passata inosservata, così come le parole del ministro Lamorgese e della Presidente Casellati. Dal governo un messaggio chiaro rivolto ai calabresi su chi era Santelli e che cosa ha rappresentato per il paese e per la sua regione che amava in maniera smisurata. Anche Monsignor Nolè ha delineato in maniera impeccabile la figura della Presidente e non è passato inosservato il monito, fatto fuori dal protocollo, rivolto alla politica, che vale la pena di riproporre. Un mea culpa lo dobbiamo fare pure noi tutti, quando veniamo a chiedere a voi non per meriti, ma per cortesia, per amicizia. Non dobbiamo farlo più questo. Ci dovremmo impegnare tutti affinché veramente questo Stato di diritto possa esprimersi in tante belle potenzialità che tutti abbiamo, e lo sappiamo, sono estese in tutto il mondo, le eccellenze della Calabria. Siamo una delle poche regioni che hanno tanti santi, non li lasciamo soli, seguiamo il loro esempio, cerchiamo di essere anche noi sulla via della santità, e allora insieme a tutto quanto fanno le forze dell'ordine, i tribunali, non basta reprimere, bisogna educare, e noi vogliamo impegnarci tutti proprio davanti alla sua bara, perché questo impegno sia un impegno comune, e lo vogliamo fare davanti alle autorità dello Stato, perché ci devono sostenere, devono guardarci come persone che hanno bisogno della loro presenza, del loro incoraggiamento, delle loro leggi, e hanno bisogno di essere rispettati per quelli che siamo, persone dignitose, qualche volta timorose e qualche volta anche malavitose. Ma abbiamo bisogno anche del vostro aiuto, perché insieme possiamo sconfiggere tutto questo. Parliamo adesso di coronavirus, perché si mantiene alto il numero di nuovi contagiati in Calabria dopo i 102 di ieri, il massimo raggiunto da inizio pandemia. I nuovi positivi delle ultime 24 ore sono 94, ma sono cresciuti anche molto i tamponi processati. In crescita anche i ricoverati in terapia intensiva, che oggi sono 5, uno in più rispetto a ieri. Vediamo il nostro bollettino regionale. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 234.282 soggetti per un totale di 236.388 tamponi eseguiti. Allo stesso soggetto possono essere effettuati più test. Le persone risultate positive al coronavirus sono 2.683, 94 in più rispetto a ieri, quelle negative 231.599. Territorialmente dall'inizio dell'epidemia i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro casi attivi 113, di cui 18 in reparto, 3 in terapia intensiva, 92 in isolamento domiciliare, casi chiusi 310, 276 guariti e 34 deceduti. A Cosenza casi attivi 213, 16 in reparto, 1 in terapia intensiva, 196 in isolamento domiciliare, casi chiusi 578, 542 guariti e 36 deceduti. A Reggio Calabria casi attivi 415, 24 in reparto, 1 in terapia intensiva, 390 in isolamento domiciliare, casi chiusi 429, 408 guariti e 21 deceduti. A Crotone casi attivi 9, di cui in isolamento domiciliare, casi chiusi 146, 140 guariti e 6 deceduti. A Vibo Valentia casi attivi 18, in isolamento domiciliare, casi chiusi 114, 108 guariti e 6 deceduti. Altre regioni o stati esteri, casi attivi 226 in isolamento domiciliare, casi chiusi 112, 111 guariti e 1 deceduto. I casi confermati oggi sono così suddivisi: a Cosenza 35, a Catanzaro 9, a Crotone 2, a Vibo Valentia 0 e a Reggio Calabria 34. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 886.
E dicevamo numeri in crescita in tutta la Calabria, diversi i focolai attivi nel Cosentino, ad esempio si registrano nelle ultime ore 32 nuovi positivi, 17 della sola presila cosentina. Aumenta nelle ultime 24 ore nel Cosentino il numero dei positivi, oltre 32 i contagi registrati nelle ultime ore, 17 arrivano dalla Presila Cosentina. All'Unical ci sono 5 positivi, 2 avvocati del Foro di Cosenza poi hanno contratto il virus, i 2 legali avrebbero partecipato ad una riunione. Anche Rocca Imperiale registra il primo contagio, lo rende noto il sindaco, ma sono diversi i focolai all'attenzione della task force dell'ASP di Cosenza. C'è stato un balzo in avanti, in linea comunque con tutti i casi, con l'aumento dei casi in tutta Italia. Vorrei ricordare che sono oltre 10.000, con 150.000 tamponi al giorno che si stanno facendo negli ultimi 3 giorni, con un balzo da 7.000 a 10.000 in 3 giorni. Noi stiamo avendo in linea quindi con questo trend italiano un costante aumento e oggi sono 32, mo stiamo capendo da dove sono originati, ma sicuramente ci sono quelli ancora collegati al focolaio dei Casali del Manco, c'è qualcosa sul Tirreno e sullo Ionio, ma diciamo che stiamo attentamente valutando e vagliando tutte le situazioni per cercare di individuare il focolaio in maniera più chiara possibile, delimitarlo e quindi sterilizzarlo. Ma i contagi crescono un po' in tutta la Calabria, situazione difficile nel Reggino, preoccupa l'aumento dei positivi tra i migranti a San Ferdinando, allestito un'area quarantena alla Tendopoli, altre 14 persone sono risultate positive che vanno ad aggiungersi ai 3 positivi tra gli operatori dell'associazione Guardie Ambientali che gestisce il campo. A Reggio chiuso il reparto di ortopedia e traumatologia del grande ospedale metropolitano dopo il contagio di 3 infermieri e un paziente. Il Covid colpisce anche il Crotone Calcio, il club infatti ha reso noto che un calciatore di rientro dagli impegni con la nazionale rumena Under 21 è stato sottoposto a test molecolare risultando positivo al coronavirus. La società ha precisato che tutti gli altri calciatori sono risultati negativi ai tamponi. E sono 5 gli studenti positivi all'Unical, individuati anche grazie alla Smart Campus, un'app sviluppata dagli spin-off dell'Ateneo. Ci sono 5 studenti dell'Università della Calabria positivi al Covid-19, ma la buona notizia è che l'Ateneo è riuscito a tracciare tutti i loro contatti avvenuti negli spazi comuni del campus. E questo grazie a Smart Campus, sviluppata dagli spin-off dell'Università della Calabria, Somos e Caltech, e con il contributo di DLV System, altro spin-off dell'Ateneo, sono state aggiunte nuove funzionalità con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. L'app ha un funzionamento molto semplice, sostanzialmente permette ai docenti di creare le lezioni dei loro corsi, agli studenti di prenotare il posto in aula e nel momento in cui lo studente arriva a lezione effettua tramite scansione del QR code il check-in all'interno dell'aula e successivamente il check-out. In questa maniera l'applicativo, la piattaforma Smart Campus può tenere traccia delle presenze a ogni lezione che si tiene giornalmente all'interno dell'Ateneo e quindi in caso di positivi o di sospetti positivi, come abbiamo avuto modo già di vedere, è possibile ricostruire in maniera abbastanza rapida e in accordo a quelle che sono tutte le legislazioni vigenti per il rispetto della privacy, i contatti che sono delle persone che appunto sono venute in contatto con questo sospetto positivo. Quindi attualmente l'app è utilizzata da migliaia di persone, sia studenti che docenti. La app Smart Campus rientra nelle linee guida emanate dal rettore Nicola Leone per fronteggiare l'emergenza Covid, che prevedono che gli accessi alle aule e ai locali comuni, come ad esempio la mensa, avvengano solo attraverso una prenotazione obbligatoria e con registrazione in ingresso e in uscita. E questo si è rivelato decisivo per ricostruire i movimenti degli studenti contagiati. Sono stati individuati e sanificati gli spazi frequentati dai giovani risultati positivi
e sono state identificate le persone con cui gli studenti possono essere entrati in contatto, ricostruendo quindi tutta la catena del contagio. E positivi anche alcuni genitori di una scuola primaria di Rende. La dirigente, in attesa delle indagini in corso, ha disposto la sanificazione della scuola e sospeso le lezioni in attesa di nuovi sviluppi solo per le classi in cui ci sono appunto i figli dei cosiddetti contagiati. Sono 2 i genitori risultati positivi al Covid di 3 bimbi che frequentano la scuola primaria Stancati di Rende. L'istituto lunedì prossimo resterà chiuso per permettere la sanificazione dell'intero plesso, mentre in attesa dell'esito dei tamponi effettuati dalla task force dell'ASP di Cosenza, per una settimana le 3 classi frequentate dai bimbi resteranno vuote in attesa di ulteriori sviluppi. La dirigente dell'istituto comprensivo Rende Commenda, Rosalba Borrelli, invita alla calma e dice: evitiamo allarmismi. Effettivamente ci sono 2 papà, solo 2 sono in quarantena perché appunto sono stati col Covid, hanno il Covid, e quindi queste classi, questi padri hanno 3 figli frequentanti le 3 classi della mia istituzione scolastica e in accordo sono state subito messe in atto le procedure così come vuole il Dipartimento con Valcrati di Cosenza. Mi sono messi in contatto subito con appunto i dottori e sono in attesa, insomma le famiglie hanno comunicato ai propri medici di famiglia la situazione, siamo semplicemente in attesa di sapere i tamponi di questi bambini, di questi figli, i cui padri appunto hanno il Covid. È una semplice situazione di attesa che non deve allarmare nessuno. Io, per una precauzione maggiore, ho deciso di sospendere le attività didattiche per queste 3 sezioni e nello stesso tempo, dovendolo comunque fare, dal lunedì sarà chiusa tutta la scuola della Stancati, chiaramente la scuola primaria, per provvedere a una sanificazione. Vedo molto allarmismo in giro per qualche cosa che comunque non saranno i primi casi, non saranno neanche gli ultimi, date la situazione appunto che avete anche voi descritto. Chiederei solo un pochino più di tranquillità da parte di tutti. So che mi si mette in agitazione, ma la scuola è tranquilla, per tanto più che i contatti non sono stati presi a scuola ma sono presi in altri posti di lavoro, e devo dire che la mia scuola ha messo in atto tutte le procedure di sicurezza come distanziamento, i ragazzini hanno la mascherina, i professori sono molto attenti, dobbiamo mantenere la calma e attendere i risultati di questi tamponi che io mi auguro siano negativi. La sospensione è stata fatta proprio in via cautelativa perché proprio per far sì che non ci possano essere poi maggiori conseguenze. Solo le classi interessate saranno chiuse da lunedì all'altro lunedì. Parliamo adesso di cronaca con la Guardia di Finanza di Messina che ha intercettato un carico di 20 kg di cocaina nel bagagliaio di un'auto proveniente dalla Calabria. Il blitz è scattato agli imbarcaderi, arrestato il Corriere. Dalla Calabria alla Sicilia, con 20 kg di cocaina nascosta nel bagagliaio dell'auto, ad intercettare il carico che sul mercato avrebbe fruttato oltre 2 milioni di euro, sono stati i finanzieri di Messina nel corso dei controlli effettuati sugli automezzi che sbarcano dai traghetti provenienti da Villa San Giovanni. Il Corriere, un 50enne di origine lucana ma residente nell'Alessandrino, è stato arrestato per traffico di sostanze stupefacenti. È stato l'atteggiamento sospetto dell'uomo a bordo di un fuoristrada ad attirare l'attenzione dei militari, che hanno così deciso di approfondire i controlli con l'ausilio dei cani antidroga Dia e Gimli, altamente specializzati in operazioni del genere. I 2 pastori tedeschi hanno fiutato la presenza di droga a bordo di quel veicolo. I finanzieri hanno quindi individuato l'ingente carico di droga in un doppio fondo nel portabagagli. 18 panetti di cocaina purissima pronta per invadere il mercato siciliano per un peso totale di circa 20 kg e che, opportunamente tagliata, avrebbe fruttato nella vendita al dettaglio illeciti guadagni per oltre 2.700.000 euro.
Ci spostiamo invece adesso a Siderno, dove a novembre si voterà per il rinnovo del Consiglio Comunale. Adesso è ufficiale, Fuda non si candiderà a sindaco. Pietro Fuda non si candiderà a sindaco di Siderno dopo un lungo tira e molla legato ad interpretazioni giurisprudenziali circa la sua candidabilità. L'ufficialità della rinuncia è arrivata in mattinata. Con una laconica nota stampa, lo staff dell'ex senatore, già assessore regionale e presidente della provincia di Reggio Calabria, ha comunicato che, preso atto dell'incertezza giurisprudenziale su quale turno elettorale sia da considerare valido per superare l'incandidabilità, al fine di evitare ulteriori contenziosi per la buona amministrazione della città di Siderno, Pietro Fuda ha deciso di non candidarsi. Ricordiamo che l'ex parlamentare è stato sindaco della città ionica nell'ultima consigliatura, cominciata nel 2015, conclusa nel 2018 con uno scioglimento per infiltrazione mafiosa. Sull'ex sindaco pende poi un'udienza preliminare per una grave accusa a concorso esterno in associazione mafiosa, che apre dunque dubbi sulla possibilità di candidarsi. Piero Fuda, rispetto alla grave accusa formulata dalla Procura distrettuale di Reggio Calabria, ha sempre sostenuto di avere una linearità di condotta assoluta e di nutrire massima fiducia nella magistratura e ovviamente di partecipare all'udienza preliminare con tutto lo spirito di collaborazione possibile, ritenendosi uomo lontano da ogni logica mafiosa. Parliamo adesso di sport, di calcio di Serie B. Finiscono in parità le sfide di questo pomeriggio fra Cosenza e Reggina. I lupi frenano la corsa della capolista Cittadella, mentre la Reggina si fa raggiungere nei minuti finali dalla Virtus Entella. Il Cosenza frena la corsa della capolista Cittadella, che al Marulla si accontenta del pari. Si torna in campo dopo la sosta e nel giro di una settimana si giocheranno 3 gare importanti per i lupi. La prima delle 3 sfide ravvicinate finisce in parità, così come è accaduto nelle giornate precedenti. La squadra di Occhiuzzi soffre nei minuti iniziali e al 7° subisce la rete del vantaggio ospite con Rosafio. Una gara in salita per i padroni di casa, che rischiano grosso nei minuti successivi con Falcone, che viene impegnato severamente. Poi al 18° la reazione dei silani, che ristabiliscono la parità con Carretta, bravo ad approfittare di un retropassaggio errato di un difensore granata e a pareggiare i conti con un pallonetto. Il primo tempo scivola via senza troppi sussulti. Da approfondire questo fallo su Carretta, che ha scatenato le proteste della panchina rossoblù. In avvio di ripresa occasioni da una parte e dall'altra, che però non vanno a buon fine. Il match si gioca su continui capovolgimenti di fronte, si rischia poco o nulla e alla fine forse il pareggio è il risultato più giusto. È il terzo risultato utile consecutivo per la squadra di Occhiuzzi, che martedì è chiamata alla sfida nel derby. Per quanto riguarda la prestazione, la giudico positiva, ovviamente da analizzare determinate situazioni quando trovi una squadra che viene a prenderti alto nella metà campo avversaria, chiudendoti tutti gli appoggi, le linee di passaggio. Lì dobbiamo essere più bravi a dare determinate soluzioni che noi conosciamo e che comunque dobbiamo ancora perfezionare e continuare a lavorarci. È normale che una gara del genere ti fa lavorare su ciò, insomma, che hai visto, che devi mettere un po', devi sistemare. Finisce in parità anche la sfida dell'Aldo Gastaldi di Chiavari, ma la Reggina recrimina per i 3 punti persi. Il primo tempo è equilibrato e la ripresa è invece a senso unico. Mister Toscano interviene con alcuni cambi che rianimano la gara, così Menez si guadagna una punizione che Criseting trasforma in vantaggio per i calabresi ad inizio secondo tempo. Poi però spreca il raddoppio poco dopo e così, dopo l'occasione sprecata, L'Entella cerca di contenere le folate degli ospiti e verso le battute finali sale in cattedra provando a raddrizzare la sfida. In una delle sortite offensive ecco concretizzarsi la situazione ottimale, contrasto di Rossi e rigore che Mancosu realizza riportando in parità la gara. Toscano a fine partita dice: andiamo avanti guardando la prestazione. E noi adesso vediamo le previsioni del tempo.
Ben ritrovati da Meteo in Calabria. L'area depressionaria che ha dominato lo scenario europeo per molti giorni nelle prossime ore tenderà a risalire verso nord, influenzando comunque ancora il tempo sulla Calabria, che permarrà variabile con piogge sparse sui versanti tirrenici e temperature sempre sotto le medie del periodo. Domani parzialmente nuvoloso su tutta la regione, con addensamenti in formazione nel pomeriggio su zone interne dove saranno possibili isolati piovaschi, in locale sconfinamento su Cosentino Ionico e Reggino Ionico. Nel pomeriggio sera nuvolosità in aumento anche su Vibonese e Reggino Tirrenico, dove saranno possibili piovaschi sparsi. Temperature stazionarie. Passiamo a mari e venti. Domani Mar Tirreno da mosso a poco mosso, lo Ionio invece permarrà poco mosso per tutta la giornata. Venti di direzione variabile con prevalenza da nord-ovest deboli sul Tirreno, da nord-nord-ovest localmente moderati sullo Ionio. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.